Un caro saluto a tutti voi che ci state guardando, sono Massimo Sarti, sono il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura alla Valletta. Benvenuti al Malta Book Festival, edizione del 2020, edizione online. Continuiamo la nostra serie di presentazioni di libri e di incontri con gli autori, con gli editori, con Il procuratore e la bella dormiente, l'ultimo lavoro, l'ultimo romanzo di Giorgio Vitari. Giorgio Vitari è con noi per questa presentazione insieme a Giovanni Firera, presidente dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati, con cui abbiamo organizzato una serie di incontri per questa edizione del festival e che ringrazio per questa bella collaborazione che va avanti già dall'anno scorso. In realtà già l'anno scorso avemmo la fortuna, l'opportunità di avere l'autore Giorgio Vitari a presentare il suo primo romanzo, Il vestito nuovo del procuratore, era quello il titolo. Adesso Il procuratore e la bella dormiente. Vediamo un po' che è successo in quest'anno e come questo procuratore, diciamo, è cambiato, se è cambiato. Passerei a questo punto la parola al presidente dell'Associazione Vitaliano Brancati per presentare Giorgio Vitari. Grazie a entrambi per essere qui con noi per questo bel romanzo. Grazie a lei, direttore, per l'opportunità, la grande opportunità che dà alla cultura italiana di poter essere presente al Malta Book Festival del 2020. La sua è un'opera veramente meritoria, non lo dico semplicemente per piaggeria, ma vediamo che la nostra collaborazione, e lo vedo con grande, enorme piacere, la nostra collaborazione culturale tra l'Italia e Malta, tra Torino e Malta, quindi nelle persone a noi indicate è veramente eccezionale. Noi continuiamo in quest'opera, guarda caso, con le stesse persone che l'anno scorso sono venute di presenza al Malta Book Festival, proprio il Gianni Oliva con cui abbiamo parlato prima e adesso il procuratore Giorgio Vitero, l'ex procuratore Giorgio Viteri, o meglio il procuratore Rodari, che è il procuratore del libro stesso. Io però voglio un attimo presentare agli amici che stanno seguendo questa trasmissione chi è la persona che è passata dalle parti da un'altra angolazione, quella dello scrittore, non più quello operativo da procuratore della Repubblica. Giorgio Vitari è torinese, naturalmente, è nato nel 1948, si può dire, vero Giorgio? Non hai problemi con l'età. Perché Gianni Oliva ha detto l'importante è che non dite la mia età, tu non hai problemi con l'età, vero? Giovane, no? Sì, già. Allora, è andato in pensione nel 2018, però è stato procuratore a Vercelli, procuratore a Ivrea, procuratore ad Asti ed è stato nell'Avvocatura Generale della Procura Generale della Repubblica come suo ultimo incarico. Quindi anzi, è stato prima pretore penale, che è stato il primo posto, guarda caso, dove ci siamo conosciuti noi personalmente. Giorgio Vitari ha un passato veramente di tutto grande rispetto nella magistratura e questa sua esperienza che ha fatto gli ha permesso innanzitutto di trasformarsi da scrittore per scrivere il primo libro, Il vestito nuovo del procuratore, che era identificato con il caso Zampini. Il caso Zampini è stato un caso che all'epoca era stato molto discusso per certi versi, discusso in senso positivo perché quello che dico io è stata la prima Tangentopoli in Italia, prima che poi 10 anni dopo si verificasse quella di Milano. In realtà la prima Tangentopoli è stata ad opera proprio del procuratore Giorgio Vitari. Stavolta siamo a Ivrea, siamo nella provincia famosa di Torino, famosa perché Ivrea è la casa dell'Olivetti e Ivrea in questo caso diventa il punto di incontro di tutti gli interessi del noir, in un certo senso, del thriller di Giorgio Vitali. Però io arrivo a questo punto, caro Giorgio,
innanzitutto prima voglio ringraziare ancora Massimo Sarti per questa sua grande opportunità che sta offrendo agli scrittori italiani e torinesi in particolare. Ma passo la parola subito a te per capire per quale motivo continui ancora a scrivere di questo procuratore Rotari. Evidentemente la sua strada è ancora agli inizi, e questo ce lo auguriamo un po' tutti quanti, e se le opere che scrivi hanno questa fattura, beh, continua pure Giorgio, perché sono eccezionali il primo libro e questo secondo libro. Prego Giorgio. Grazie, intanto prima cosa voglio ringraziare con riconoscimento e affetto, se mi posso permettere, il dottor Sartil e l'Istituto Italiano di Cultura, che non solo mi dà un'opportunità, ma in realtà mi dà un onore che spero di meritare, ma che dubito di meritare fino in fondo. Perché ho cominciato a scrivere, mi pare che questa sia più o meno la domanda. Ho cominciato a scrivere andando in pensione, il giorno dopo del mio pensionamento, come dico spesso, perché ho provato anche col golf, come fanno in tanti appena andato in pensione, ma ho visto che non era proprio il mio pane, insomma, era molto più difficile imparare a giocare a golf alla mia età, adesso qual è la mia età, qualcuno farà i calcoli, piuttosto che non invece scrivere, in fondo ho scritto tutta la vita, sia pure cose diverse, in modo diverso. Ho raccontato, diciamo che i 2 romanzi sono romanzi gialli giudiziari in cui c'è una trama gialla, c'è una vicenda gialla, che è di fantasia la vicenda gialla. Omicidio e quindi le indagini per scoprire chi sia l'autore dell'omicidio. Ma in entrambi questa trama gialla, che pure ha una sua vita e spero anche un suo interesse, è un pretesto per raccontare fatti invece veri, nel cui contesto si dipana la vicenda di fantasia, cioè quella cosiddetta gialla. Nel primo caso, quello del vestito nuovo del procuratore, e come accennava il dottor Firera, e l'indagine sulle cosiddette tangenti nel 1983 che sconvolsero il mondo politico e amministrativo del Piemonte e non solo in quel periodo, e nel secondo romanzo invece è una vicenda poco conosciuta in fondo, ma estremamente importante, che è la scalata dell'Olivetti alla Telecom, che è avvenuta nel 1999. Contemporaneamente un altro avvenimento importantissimo per la città di Ivrea, nella quale io in quel periodo facevo effettivamente il procuratore, e cioè il Carnevale, il famoso Carnevale di Ivrea, storico, prima dell'Ottocento. Ebbene, negli stessi giorni avvengono questi eventi. Quindi è stato divertente, insomma, raccontare questa vicenda gialla, altalenandola tra le descrizioni del Carnevale e le descrizioni di quello che è tutto vero, ben inteso, è avvenuto per questa scalata dell'Olivetti alla Telecom, che diciamo, comportava un movimento di denaro pari a 60 miliardi di euro, 100.000 miliardi di lire all'epoca. Quindi, insomma, di grande importanza, è stata la più grossa operazione finanziaria del secolo in Italia e forse non solo in Italia. Quindi in entrambi i casi, cioè entrambi i risvolti, il Carnevale e la vicenda finanziaria, si potrebbe annidare il movente per l'omicidio. Ecco. Quindi capite bene, è un pretesto per raccontare delle cose assolutamente documentate, studiare e ristudiare per non cercare di non dire sciocchezze nel raccontare queste cose. Però è un fatto poco noto che di per sé è un giallo, insomma, se vogliamo, questa scalata, che però questa è estremamente vera, assolutamente vera, che ha comportato poi dei risvolti economico e sociale sia per Città di Ivrea sia per l'Italia tutta negli anni successivi. Giorgio, io faccio vedere il tuo libro, la copertina del tuo libro, che il procuratore, sì, tu sì, ma la facciamo vedere alle persone. Sì. Il procuratore è la Bella Dormiente. Perché la Bella Dormiente? Perché l'hai chiamato prima? Quello è il procuratore, il nuovo vestito del procuratore, e avevi fatto come riferimento
ho un negozio famosissimo di via Roma dove tu andavi spesso, no, il procuratore Rodari andava spesso a servirsi, anche tu. Perché la Bella Addormiente? Cosa significa? Fai vedere un attimo, se lo fai rivedere un attimo il romanzo, Certo, come no, guarda, ecco. allora si vede il profilo, no, all'interno della figura della silhouette del procuratore, si vede il profilo di una montagna, che in realtà è il Gran Paradiso, che però ricorda, e tutti gli epolidiesi, tutti gli abitanti di Ivrea sanno di che si tratta, una ragazza che è sdraiata con i capelli sulla sinistra, i capelli sciolti all'indietro, e poi via via il viso, il petto e le gambe, e infine i piedi, ed è sdraiata a dormire. La Bella Addormiente, insomma, è questo. Da Ivrea si vede benissimo, perché ovviamente da altre angolazioni non si vede la stessa cosa, da Ivrea si vede con quelle cose. Quindi proprio per caratterizzare nel mondo di Ivrea il romanzo, no? E poi perché comunque adesso leggendo si capirà che la Bella Addormiente evoca un qualcosa, quindi l'ho voluto già mettere nel titolo. E poi è un bel titolo. Quindi, certo, certo. Senti Giorgio, una cosa, tu parli naturalmente anche di fatti concreti, parlavi proprio dell'Olivetti, della scalata alla Telecom, eccetera, eccetera. Queste sono cose vere, cioè mentre su cose vere la tua caratteristica è che su cose realmente accadute tu ci disegni la tua fantasia. Raccontaci un po'. No, come accennavo prima, appunto, che la fantasia è nella trama gialla, appunto l'omicidio, le indagini, però coloro che indagano, in questo caso il procuratore, un ufficiale di polizia giudiziaria, si muovono nell'ambito di cose che stanno accadendo realmente in quei giorni, proprio esattamente nei giorni che vengono indicati nel romanzo, e cioè appunto queste operazioni riservatissime, segretissime dell'Olivetti per raccogliere il denaro sufficiente per fare questa operazione, fare una offerta pubblica di acquisto, e nel contempo la città è travolta, come tutti gli anni per la verità, è travolta dal carnevale, che è il grande avvenimento della città di Ivrea, nella quale tutta la città e tutti i cittadini vengono coinvolti. La città viene chiusa, basti dire che in quei giorni non ci sono le udienze per parlare sempre di cose giudiziarie, perché appunto è tutto bloccato per poter realizzare il carnevale. Quindi il racconto, insomma, non è stato facile condensare in quei giorni avvenimenti che sono anche capitati successivamente, nel senso che proprio in quei giorni è stato dato il via all'operazione, o meglio è stata ufficializzata l'operazione finanziaria. Poi però si è prolungata ovviamente successivamente, dopo che è stato scoperto chi aveva commesso l'omicidio. Però ho trovato, spero in modo sufficientemente credibile, un espediente per poter raccontare anche quello che è capitato dopo. E quindi tutta questa vicenda finanziaria viene raccontata direi in modo, cioè, spero insomma che sia anche abbastanza in modo approfondito, pur senza essere un documento finanziario, ecco. Quindi ho cercato di non renderla noiosa, ma renderla... In cui in qualche modo, correggimi se sbaglio, Giorgio, era il periodo di due grandi personaggi della finanza italiana, cioè a dire Colaninno e De Benedetti. Sì, più di Colaninno che di Colaninno era l'amministratore delegato di Olivetti, cioè il padre di questa operazione. De Benedetti ormai in quell'anno, che è il 1999, era fuori sostanzialmente da Olivetti, aveva ancora una piccola quota di partecipazione, se ben ricordo, ma non era più responsabile della gestione della società, e anzi pare che, così raccontano le cronache, che quando Colaninno andò a parlargli, annunciandogli, perché comunque Colaninno aveva dei debiti di gratitudine nei confronti di De Benedetti, perché era stato De Benedetti a metterlo a capo dell'Olivetti. Ebbene, quando gli va a dire che aveva intenzione di acquistare la Telecom, pare che De Benedetti si fosse dichiarato non favorevole a questa operazione, che tuttavia è stata fatta, direi, a quanto dicono le cronache finanziarie, ormai la storia finanziaria ha consentito
enormi guadagni per Colandino e non solo per lui, per questa operazione. Perché è famosa poi la questione che la Telecom è stata comprata con i soldi prestati da banche americane, la Chase Manhattan Bank, fra le altre, ben inteso, alla quale poi sono stati restituiti questi soldi trovati nelle casse della Telecom, cioè il compratore della Telecom alla fine ha utilizzato i soldi di ciò che ha comprato per poter pagare l'operazione. Hai raccontato 2 storie in 2 posti dove sei stato a lavorare, a Torino e a Ivrea. Adesso ti resta Vercelli e Asti. La prossima storia su che cosa sarà impiantata, su Vercelli o su Asti? Su Asti, più esattamente sulla competenza della Procura di Asti, è ambientato nel 2014 o 2015 diciamo, gira attorno il mondo del vitivinicolo, e cioè delle truffe possibili nell'ambito di questo settore che nel Langhe, voi sapete bene, ma anche nel Monferrato è un settore trainante dell'economia, no? Estremamente importante. Avere un appezzamento coltivato a vitigni in certe colline di quella zona è come avere un pozzo di petrolio, insomma, quindi e tuttavia ovviamente insomma, il guadagno non è mai abbastanza, comunque c'è sempre voglia di guadagnare di più, ebbene ci sono delle storie di truffe, di possibili truffe. Raccontando questa realtà, in effetti inserisco anche qui una trama gialla, un omicidio, questo è un pretesto per descrivere quel mondo e mi sto documentando con persone che ne sanno molto di più, persone estremamente competenti del settore. Posso fare una domanda? Come no, assolutamente, infatti te la stavo per passare la parola a Massimo. Comunque in poche parole, Giorgio, ci sarà ancora dell'altro materiale per Rotary, il procuratore Rotary ad Asti. Prego Massimo, tutto tuo. Rotary, quindi la prossima puntata sarà sul vino in qualche modo. Ci sarà Bello, buono. Splendido, splendido. Allora, no, la mia domanda è 2 domande. Una nel laboratorio dello scrittore. Mi incuriosisce sapere se Giorgio Vitari è uno scrittore che, come dire, metodico, lavora un numero fisso di ore al giorno, oppure se invece è da questo punto di vista non costante. 2, se il suo modo di scrivere è un modo di getto, oppure se lavora molto la frase. E così, su un altro versante mi interesserebbe capire quali sono i modelli, diciamo, o perlomeno i gialli giudiziari e gli autori di gialli giudiziari che maggiormente piacciono a Giorgio Vitari. Allora, sì, non sono uno scrittore costante, cioè non è il mio lavoro alla fine, per me comunque è pur sempre un hobby. Per cui non è che lavoro un certo numero di ore al giorno, dalle 8 a mezzogiorno per dire, o solo il pomeriggio. Io comincio a scrivere quando ho bene in testa come inizia il romanzo, come inizia la vicenda e come finisce. Allora comincio a scrivere. Per il resto, prima di questo, io ci penso subito, però casualmente ci penso subito, non è che mi metto in una stanza chiuso a pensare, però il cervello lavora su quello e a un certo momento mi arriva l'idea, cioè comincia così e finisce in questo modo. Allora comincio a scrivere. Però insomma, dipende, ovviamente la mia attitudine alla scrittura dipende anche da tanti fattori. In questo periodo è chiaro che è un anno sfortunato, il 2020, ci sono tante cose per la testa, timori, preoccupazioni, quindi magari trovo un po' più di difficoltà a concentrarmi e a muovermi. Tenete presente che nei primi miei romanzi io ho passato mesi alla Biblioteca Nazionale per documentarmi su tante cose della Torino o dell'Ivrea di quel periodo. Non so, anche cose banali. Nel racconto si dice che Rotary con la moglie guardava la televisione e vedeva quel certo film e potete essere sicuri che alla televisione c'era quel film. Ecco, quindi non racconta una cosa per un'altra, oppure che la temperatura era quella perché in effetti la temperatura era quella, ma tante altre cose. Per cui adesso è più difficile muoversi, è più pericoloso e quindi questo rallenta il mio lavoro. Questa per la prima domanda. Mi chiedo scusa,
facendo la scaletta delle altre? Se appunto uno scrittore, diciamo, che lavora molto la frase, oppure... No, io scrivo di getto, l'ho sempre fatto in qualsiasi cosa, anche le cose giudiziarie che ho dovuto scrivere, io scrivo di getto. Questo non vuol dire che poi non ci lavori, ma ci lavoro quando ho finito tutto, poi dopo rileggendolo vedo che la frase è un pochino sgangherata, che ripeto le parole, che insomma, allora faccio le correzioni. Correzioni che non finiscono mai, perché se la leggo 10 volte, per 10 volte correggo. E poi dopo che hai pubblicato il libro, se io adesso mi metto a rileggere questo libro, sicuro che c'è qualcosa che vorrei cambiare. Quindi scrivo di getto, ma poi ci lavoro sempre sopra. E poi l'ultima domanda era sui modelli di... Ecco sì, modelli precisi, perché come dicevo è un giallo giudiziario, quindi il protagonista si racconta come avvengono, e questa è la mia esperienza professionale, come davvero avvengono le indagini in un ufficio di procura, non c'è nulla di inventato. Anzi, io faccio una scommessa che è interessante vedere come davvero avvengono le cose. Non c'è bisogno di lavorare di fantasia per renderle più interessanti. Per cui tante cose non si trovano magari in altri romanzi, in altri autori, tranne che, per esempio, io in gioventù ero un ammiratore di Perry Mason, attenzione, non del Perry Mason dei telefilm, ma del Perry Mason di Alistair Gardner, lo scrittore, che era un avvocato e quindi scriveva sapendo di quello che scriveva. In quel caso però ovviamente non era, siccome era centrato su un avvocato, non era tanto sulle indagini, anche se c'era un investigatore privato, Paul Drake, no, che collaborava con Perry Mason, quanto sul dibattimento. Ecco, io qui per esempio in questi romanzi che ho scritto non c'è la fase del dibattimento, però ci sto pensando, perché anche quella è una fase molto importante, che può essere molto interessante. Raccontare dal punto di vista di chi lo realizza il dibattimento, dal punto di vista del giudice, del pubblico ministero, del difensore. Ecco, quindi raccontare un po' le dinamiche che costruiscono un dibattimento e quindi la cosiddetta verità processuale che si realizza e si concretizza alla fine con la sentenza. Ci sto infatti pensando. E lì infatti sto ripensando di rileggermi i romanzi di Perry Mason per vedere se mi aiutano un po' a congegnare qualcosa. Giovanni, abbiamo tempo per un'altra domanda. Sì, è la domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, cioè a dire come hai vissuto questi mesi di clausure forzate, che cosa ti aspetti dalla riapertura del lockdown, che andiamo sull'attuale. Vissuti non li ho vissuti bene, io poi sono ipocondriaco, quindi paura terribile, sto attentissimo. Frequento poco l'esterno, ahimè ho interrotto anche di ricevere persone, quindi ho interrotto molti rapporti che mantengo in altra forma, ben inteso. Quindi questo non posso dire di averlo vissuto bene. Non sono tra i negazionisti, in sostanza. Io ritengo che davvero questa cosa sia molto pericolosa e molto dannosa. Cosa mi aspetto? Intanto mi aspetto che finisca, poi dopo una volta che sarà finita riprenderemo la vita normale, ma temo che la cosa non sarà così breve, vaccino o non vaccino, insomma, le cose andranno avanti ancora per diversi mesi e in effetti riguardandosi indietro alla fine uno magari scoprirà che ha perso un anno della propria vita, però insomma abbiamo un invito, Giorgio, ti avviso, abbiamo un invito da parte del direttore dell'Istituto di Cultura, Massimo Sarti, andare a ritrovare, a rivedere l'isola di Malta. E noi lo faremo con molto piacere, vero Giorgio? Quando si potrà. Una scatola di vini. Assolutamente, di asti. Beh, con una scatola dei vini che beve il procuratore, naturalmente. Certo. Benissimo, vi ringrazio Giorgio Vitari, ringrazio Giovanni Filera. Il procuratore e la bella dormiente è il libro che abbiamo presentato qui al Malta Book Festival. Grazie a tutti, buonasera. Grazie direttore, grazie a lei.